Oltre ad Alessandro Darè, presidente Ascom, questa mattina nella sede dell'associazione si trovavano Gianmaria Amato e Rosemary Nordio, rispettivamente direttore centrale mercato e gestore small business della BCC, Banca di Credito Cooperativa Patavina, e Alberto Tagliapietra, responsabile di filiale di Fidimprese e Turismo Veneto. Si è ritenuto necessario dare comunicazione ad importanti novità che riguardano gli associati di Ascom, che ora possono accedere a importanti agevolazioni. Già ora gli stessi possono fare affidamento nel supporto di queste strutture per avere maggiori informazioni e aiuti nel caso in cui abbiano necessità di ulteriori economie. Il rapporto tra Banca Patavina e Ascom è più che consolidato, ha comunicato il dottor Amato, affermando che è comunque utile ricordare ciò che si fa in sinergia. La convenzione messa in atto ora consta di 3 punti fondamentali. Innanzitutto l'esenzione di tutte le spese collegate alle transazioni POS nel caso in cui l'importo traslato sia inferiore ai 15 euro. Spese e commissioni al di sotto di questo importo vengono quindi abbattute per gli associati attuali Ascom e per quelli che si associeranno. Vantaggio che verrà messo in pratica per tutto il 2023 in attesa che il governo possa intervenire nello stesso senso, rendendo obbligatoria questa condizione. Il secondo punto spiegato da Amato è di ordine tecnologico. Per le transazioni con carte di debito e di credito non sarà più obbligatorio avere un supporto POS, ma sarà possibile per l'esercente fare le stesse operazioni con l'utilizzo di un cellulare con un'applicazione che offre gli stessi standard di sicurezza della macchinetta che siamo abituati a vedere utilizzata. Ciò potrà ridurre i costi fissi dovuti ora anche alla necessità del supporto fisico. Il terzo aspetto esposto è il costo del credito, sia per le linee a breve che a medio-lungo termine, con tassi contenuti il più possibile. In questo aspetto diventa essenziale il supporto di Fidimpresa, in modo da riuscire a creare un circuito che vada ad affiancare l'impresa stessa. L'obiettivo di Banca Patavina è di essere sempre più vicina al territorio, anche supportando le aziende che qui fanno impresa. Il dottor Tagliapietra di Fidimpresa, confermando l'attenzione della Banca Patavina alle esigenze del territorio, ha ribadito l'importanza di creare un sistema composto dall'associazione, dalla banca e da Fidimpresa, sistema che sia vicino all'azienda. I tassi oggi stanno aumentando in maniera sensibile, riuscire a mantenerli contenuti grazie anche alla Regione è un obiettivo raggiunto. Ciò permette la possibilità di erogare finanziamenti a tassi agevolati, abbattendone il costo. Rosemary Nordio, in qualità di gestore small business della Banca Patavina, ha confermato la vicinanza al territorio e alle esigenze del tessuto economico locale. Gli associati che vogliono aderire alle proposte offerte devono rivolgersi direttamente alla banca. Il presidente Darè ha voluto poi ricordare le iniziative del distretto del commercio, invitando ad aderirvi. Si tratta di un'opportunità messa a disposizione dell'amministrazione che non va persa, anche per dimostrare l'utilità della stessa.